Professore Baudo, con la firma di oggi prende corpo un importante progetto di archeologia pubblica che riguarda Aquileia e di cui l'Università di Udine è capofila. Sì, direi che la cosa più importante è che il progetto è nato insieme con il Comune di Aquileia, perché l'archeologia, che alla fine è una delle risorse che ha il territorio di Aquileia, possa essere realizzata progettandola fin dall'inizio insieme, l'università che cura la parte scientifica e il comune che deve gestire il territorio. In origine era nata con l'idea di riavvicinare la comunità aquileiese allo scavo e all'archeologia, perché è chiaro che non è facile vivere sopra una città antica che da una parte, come dire, è una cosa che può inorgoglire e dall'altra è anche qualcosa che rende la vita quotidiana molto più difficile. Quindi è nato con questo scopo inizialmente e poi è diventato qualcosa d'altro. È diventato un'idea di educazione al patrimonio degli studenti delle scuole secondarie coinvolti nel progetto nella misura in cui la legge lo consente, perché ci sono tutta una serie di vincoli molto precisi che noi dobbiamo rispettare, e anche il sogno di trasformare l'archeologia in una risorsa, ovvero sia di provare a vedere se invece di consumare risorse, fare uno scavo e offrirlo come un prodotto turistico, un prodotto di valorizzazione del territorio garantito scientificamente, garantito sotto il profilo della sicurezza, ma anche che possa essere vissuto da chi viene a visitare lo scavo in prima persona direttamente, non soltanto guardando, ma è come dire vivendo realmente, prendendo parte all'esperienza che lo scavo rappresenta, possa essere messo insieme con le produzioni vitivinicole, con la gastronomia del territorio come una forma di valorizzazione integrata. Questo è l'obiettivo più alto, sarebbe il sogno, ecco, di arrivare fino a questo punto.